Večni derbi je pred nami, tokrat tudi v Ljudskem vrtu, prvič brez gledalcev, nenavadno, nespektakularno, zato tudi izziv za akterje. Sì, sarà speciale anche per quel motivo lì, peccato che non possiamo contare con la nostra gente perché sicuramente sarebbe stato di aiuto, ma sappiamo che comunque dobbiamo fare la nostra partita e non pensare ad altro che a giocare e a mettere il cuore come bisogna fare nei derbi. Manjkala bo podpora s tribun, motiva pa ne bo manjkalo, če nič drugega je derbi po slovesu, nekaj več, nekaj ekstra, serija brez zmage proti večnem rivalu v domačem Ljudskem vrtu pa traja že skoraj 3 leta. Moramo iskati 3 pike, da obrnemo to neko zgodovino, ki se že dogaja ne vem koliko časa, da nismo osvojili 3 pik doma, tako da veliko bi pomenilo za klub, za nas, za navijače in moramo dati 100-150%, ne 100%, da zmagamo to tekmo in vemo, kakšna ekipa prihaja. Mi moramo biti pravi, pokazati zelo boljši obraz kot proti Sežani. Treba vrniti tudi nam to samozaupanje in tudi navijačem, da bojo spet začeli verjeti v nas. Ekipa je v zadnjih tekmah dobila obrise, podoba na igrišču še ni takšna, kot si jo trener zamišlja, rezultati pa različni. È vero che abbiamo fatto alcuni risultati positivi e altri negativi, ma è stato al contrario. Quando abbiamo giocato male abbiamo vinto e quando abbiamo giocato in alcuni aspetti siamo migliorati, non siamo riusciti a fare il risultato. Questa settimana ho visto bene i ragazzi, c'è tanto entusiasmo sicuramente per il derby anche, quindi speriamo bene. Dodatnih težav trener Camoranesi s sestavo ekipe ne bo imel, na razpolago precej podoben kader kot na zadnjo porazu v Sežani. Večni derbi v Ljudskem vrtu v nedeljo, 15 čez 8.